Oh, ben arrivato Gio! Ciao Nicola, com'è? Tutto bene? Tutto bene, dai. Allora, raccontaci un po', adesso dove sono arrivato? Sei arrivato a Iago di Sopra, Ma nel com'è? comune di Negraro, per Policella. Allora, qui adesso dove siamo? Siamo nella corte. Esatto. Qui abbiamo... L'agriturismo, di là abbiamo la parte riservata alla cantina e questi sono parte dei vigneti della Corte Merci. Allora, tu mi hai detto che però quel campo lì, com'è che si chiama? Quel campo là è il campo del prete. Campo del Prete. Perché? Sì, perché l'abbiamo acquistato anni che furono dalla chiesa, quindi per noi, sai, la mattina quando parti dici dove vai oggi nei campi? Vado nel campo del prete e rimarrà sempre il campo del prete. Va bene, allora abbiamo detto che Corte Merci è un agriturismo e adesso noi siamo... Nell'agriturismo di Corte Merci. Nasce nel 92 dalla casa padronale dove il nonno è arrivato nel 57, quindi da Marano si è trasferito qui a Iago di Sopra e i miei genitori, mamma e papà, hanno deciso di ristrutturare casa e di aprire l'agriturismo. Bello. E qua in particolare Semaia. Qua a Semagna, qua mia mamma e il fratello che sono in cucina, che fanno da mangiare. Classica cucina veneta, quindi lasagnette col tartufo, col coniglio, carne alla griglia, Giovanni carne alla griglia e la bollito misto con la pera che non deve mai mancare. Altro che Carlo Caracco! Altro che E qua in sala dopo che abbiamo un metro d'eccezione. un metro d'eccezione, il migliore che potevi trovare, io. Purtroppo ti devi accontentare. Vabbè, il metro qua Semaia niente. Però. No, se mangia niente, hai sbagliato giorno. Solo il sabato e la domenica qui a Corte Merci si può mangiare. Ah, allora non sbaglio. Ti è andato Vabbè. male. Finiamo il botto e continuiamo il giro. Certo, Evviva. andiamo dai, evviva. Me insegna la storia con grande slusor che diventa paron anche a un servidor. E non è paron meglio, pia sei intelligente di quel che s'ha fatto proprio dal niente. Così Corte Merci, con ste massime virtù, è cresciuta nel tempo, sempre di più. Grazie all'amor, passione e pazienza, destino butei, che ne può restar senza sporcarse le mani, dal raccolto alla semenza, ottenendo un prodotto che l'è za eccellenza. Bene, allora Bene. siamo nelle vigne, giusto? Eh sì, E qui direi c'è- proprio di sì, Gio. Bah, infatti guarda, con un dubbio così, poteva sembrare Perseghi, si sa mai. Ma un po' troppo scuri, secondo me. Gli è passé. Ma voi che uva avete? Ma noi coltiviamo le classiche uve della Valpolicella, quindi Corvina, Corvinone e Rondinella. Ok? Quindi vendemmia completamente a mano, non usiamo le macchine, facciamo la prima selezione per l'appassimento delle uve e poi in seconda battuta invece raccogliamo le uve, quelle per il Valpolicella classico, base e superiore. Sì, ma non usiamo le macchine, ma lì sta arrivando la macchina. Ma quella lì, sai, ci sta per poco. Ah, e che macchina è, scusami? È un Ferrari quello. Sì, Aspetta che si sposta. Spostati che non ti scappa. Ciao ragazzi, ciao Marco! Guarda, prima la Ferrari, ma la dava Andrea Cult, com'è possibile? Ma forse perché per comprare quella dritta la costava massa. Ah, e adesso andiamo a vedere proprio il metodo di appassimento e Certo. come si fa il vino. Andiamo, dai. Siamo arrivati dove? All'interno del locale che utilizziamo per l'appassimento delle uve. Bello. Senti che profumo. Questo è dato proprio dall'uva che sta appassendo, quindi perde acqua e aumenta la concentrazione zuccherina all'interno di ogni singolo acino. E questo è il segreto dell'appassimento. Beh, allora abbiamo detto, l'uva viene raccolta da tuo Sì. fratello, perché non Certo. sai che dopo No. ne tocca a lavorare noi No, altri. non gli voglio perché- togliere questa leadership. Certo. Viene portata qui Sì. inizia l'appassimento e dopo cosa succede? E dopo, finito l'appassimento, quindi a metà dicembre, si va in pigiatura, quindi in fermentazione, e lì succede la magia. Succede che questo straordinario frutto che abbiamo si trasforma in quel meraviglioso vino amarone che è famoso in tutto il mondo. Oh, aspetta! Scusate ragazzi, ma qua qualcuno deve lavorare, vero? Sì. Prego, vada pure. Basta che non siamo noi altri, è tutto bene. Però abbiamo scoperto che non c'è solo la produzione del vino, producete anche altro. No, noi produciamo anche i nostri salumi, che poi serviamo al ristorante. Alla base di tutto c'è sempre l'azienda agricola. Allora, BU e MBU. Magna poco, niente. Niente. Andiamo a bere ancora. Andiamo a bere ancora. Andiamo. Andiamo.